Michael Frayn in questo testo descrive i vizi e le virtù anche di quello che può essere una compagnia teatrale, in questo caso abbastanza scalcinata, e lo fa con affetto, lo fa con molta ironia e anche in fondo prendendo in giro, però sempre con amore, direi, il mondo del teatro e i suoi vizi, per cui sicuramente le dinamiche che accadono in questa compagnia, le relazioni tra attori che si sviluppano durante appunto dalla prova generale dello spettacolo alle varie repliche dei successivi atti, diciamo, le relazioni che si sviluppano tra gli attori sono spesso le dinamiche che accadono veramente in una compagnia teatrale, quindi diciamo che c'è molto di vero, però tutto trattato con molto affetto e molta ironia verso questo mondo, il teatro con i suoi splendori, le sue miserie, le sue grandezze, le sue fragilità. Quest'anno lo spettacolo è debuttato nel 1983 e quindi festeggiamo il 43esimo anno di repliche di Rumori fuori scena. Replicarlo è un record, in Italia è sicuramente un record insieme a pochissimi altri spettacoli e diciamo che i personaggi sono diventati praticamente quasi delle maschere, no? Come recitare Arlecchino, Pulcinella, per cui è proprio come entrare in una maschera. Ed è ogni volta che rifacciamo questo spettacolo è entrare in un meccanismo che nonostante gli anni, nonostante le centinaia e centinaia di repliche, è sempre un meccanismo talmente pazzesco, una costruzione teatrale talmente fantastica da un punto di vista drammaturgico che ogni volta a recitarlo è sempre una gioia, è sempre divertente non solo per il pubblico che ci segue appunto da tanti anni con questo Rumori fuori scena, ma anche per noi attori che lo facciamo in scena, cioè non ci stanchiamo mai di farlo.